Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 14 agosto. Ieri, martedì 13 agosto, il pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia ha vissuto un'altra giornata di emergenza a causa del caldo estremo. Gli interventi si sono concentrati soprattutto su anziani con difficoltà respiratorie. Tra i casi più gravi si segnala la morte del signor Luigi Campagnolo, 85 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di Viale Verona Sottomarina. Sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanza nel pomeriggio appunto per il ritrovamento del corpo. Ma non solo gli anziani sono quelli colpiti dal calore, ci sono state anche persone giovani, tipo una addetta alla sicurezza all'imbarcadero di ACTV in Piazzetta Vigo, che è stata soccorsa e portata in ospedale dall'ambulanza. Chi è transitato per il pronto soccorso anche per visite programmate riferisce di code importanti di persone al triage. Un infermiere, che ha preferito restare anonimo, ha commentato la situazione sottolineando che molti anziani hanno visitato la spiaggia nonostante il caldo estremo. Dovrebbero rimanere in luoghi freschi e uscire solo nelle ore meno calde, ha aggiunto. Ricordiamo che nella giornata di lunedì ben 3 persone hanno perso la vita, non per motivi direttamente legati al gran caldo, ma probabilmente ha influito in modo importante. La Protezione Civile del Comune di Venezia, basandosi sui dati del Centro Meteorologico di Teoleo dell'ARPAV, ha confermato che l'ondata di calore persisterà almeno fino a venerdì 16 agosto, con condizioni di caldo e umidità intensi che continueranno a causare disagio fisico in tutte le zone. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti a Milano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Firmato ieri un atto che è stato definito una delibera storica con la quale è stato dato mandato agli uffici comunali per intraprendere la strada della creazione del nuovo polo ittico, un altro punto del programma di governo della Giunta Armelao che inizia a prendere forma. Pochi i punti definiti in questo momento, tra di essi il sito in cui sarà collocato Val d'Ario, in un'area che sarà 3 o 4 volte più grande di quella che attualmente occupa il mercato ittico. Un lavoro di gruppo, conferma l'assessore all'urbanistica Maria Rosa Bosco-Locchio, che ha la delega ai progetti strategici, un momento importante che la città attendeva da decenni. Il nuovo polo ittico e il nuovo mercato ittico permetteranno cambiamenti nell'economia legata alla marineria e di pianificare un piano di rigenerazione urbana per i quartieri Poli e Saloni, migliorando la viabilità cittadina che, come conferma l'assessore ai lavori pubblici Mancin, sarà alleggerita del traffico pesante diretto al mercato ittico. Il sindaco ha voluto sottolineare che dello spostamento del mercato ittico se ne parla da una 50 d'anni. Con la delibera approvata saranno attivate le procedure per dare il via alle necessarie valutazioni. La maggioranza è unita nella volontà del trasferimento e nella volontà della creazione del polo ittico, che nei programmi dovrebbe diventare il più importante in Europa. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, è stata interpellata l'assessore al demanio turistico Serena De Perini riguardo il piano particolareggiato dell'arenile di Sottomarina Isola Verde. Molto appassionata la sua esposizione durante il Consiglio e questo non è passato inosservato ai consiglieri della minoranza. Le è premuto essenzialmente tutelare le categorie economiche del settore turistico e balneare, che sono state messe a dura prova da una stagione iniziata in ritardo con la spada di Damocle della Bolkestein.
La rivalutazione dei perimetri delle concessioni concesse a favore degli operatori danneggiati dall'erosione delle spiagge non intacca la quota di spiaggia libera prevista dalla legge regionale 33. Per l'assessore De Perini sentir supporre la necessità dell'applicazione dell'articolo 45 del Codice della Navigazione, che prevede una diminuzione del canone nel caso in cui le concessioni non siano totalmente fruibili, arrivando a farle estinguere, è un che di cui indignarsi. E a quanto afferma l'assessore, ciò che è stato proposto in Consiglio, estinguere le concessioni e privare gli operatori delle loro attività economiche. Questa amministrazione, conclude, si adopererà sempre a tutela degli operatori nel rispetto della legge. Basito anche il sindaco per la richiesta fatta dalle minoranze. In risposta alla richiesta di assistenza arrivata dalle autorità greche tramite il centro di coordinamento per l'emergenza di Bruxelles, l'Italia ha disposto l'invio di 2 Canadair CL-415 e di un contingente di vigili del fuoco per supportare le operazioni contro i devastanti incendi boschivi che stanno colpendo la Grecia. I 2 Canadair, decollati questa mattina dall'aeroporto di Ciampino, sono diretti verso l'aeroporto di Elefis della regione dell'Attica. I velivoli sono stati mobilitati nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile RESC-EU-IT, che consente l'invio di mezzi italiani all'estero in caso di emergenze gravi. Questo meccanismo garantisce risorse aggiuntive a sostegno dei paesi in difficoltà e prevede anche l'arrivo di velivoli antincendio di altri paesi europei a supporto dell'Italia quando necessario. Inoltre, un contingente di 32 vigili del fuoco è partito ieri dalle 13 dal porto di Brindisi. Il team include 2 moduli operativi per l'incendio boschivo con 18 unità provenienti da Lombardia e Veneto, 6 unità del Technical Assistance and Support Team, 2 unità del Comando Operativo per la Comunicazione in Emergenza, 5 unità addette alla logistica leggera. Il contingente sarà equipaggiato con 7 mezzi specializzati per le operazioni di soccorso e antincendio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ieri si è tenuto un incontro con la stampa in cui si è fatto un resoconto dell'attività ambulatoriale dell'ULSS 3 Serenissima alla presenza del direttore Edgardo Contato. I dati dimostrano un aumento di tutti i servizi e delle attività messe in campo dall'azienda sanitaria che durante l'estate non va certo in vacanza. La pressione sui pronto soccorso è in aumento con un incremento degli accessi notturni, a Chioggia addirittura del 66,6% in più rispetto ai mesi detti freddi, a Venezia del 40,8% in più. Per il progetto Vacanze Sicure, l'azienda ULSS 3 ha messo in campo un importante potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza di cui usufruiscono i turisti ma anche i residenti. A Chioggia e Venezia è stato potenziato il personale del SUEM 118 e quello del pronto soccorso. Venezia è stata dotata di un'idroambulanza in più, Chioggia di un quad come Alberoni, San Nicolò, Pellestrina, il Lido di un'ambulanza per 12 ore al giorno. Inoltre 4 punti infermieristici nel litorale veneziano, un'automedica Venezia e a Mestre in orario notturno, un punto di primo soccorso in piazza San Marco e previsti servizi di emergenza in occasione di grandi eventi in terraferma, quali spettacoli, concerti e manifestazioni. Aragoste, astici, gran seole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio
e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Questa mattina abbiamo approvato in giunta una delibera di indirizzo per mettere veramente la parola inizio al trasferimento del mercato ittico all'ingrosso nella zona di Valdario. Se ne parla da 50 anni, ma nessuna amministrazione aveva mai avuto il coraggio di passare dalle parole ai fatti e noi stiamo facendo questo. Oggi 13 agosto 2024, una data storica, la data di una delibera storica, e cioè l'avvio della procedura per la creazione del polo ittico, che non significa solo trasferimento del mercato ittico, ma significa dare l'avvio per un ulteriore sviluppo della nostra marineria, che troverà uno spazio in Valdario significativo, e significa avviare progetti di rigenerazione urbana del quartiere Poli, dei saloni, e significa soprattutto togliere il traffico pesante dal lungomare di Sottomarina e quindi migliorare la viabilità e soprattutto migliorare la sicurezza nelle strade di Sottomarina. Con questa delibera di indirizzo finalmente andiamo ad indicare la posizione del nuovo polo ittico a Chioggia. Se ne è sempre parlato, ma non si è mai concretizzata la cosa. Questo è il primo passo e per noi è una cosa importantissima, per il semplice fatto che un'operazione di questa natura comporta, la fase successiva ovviamente, lo spostamento del mercato ittico attuale, posizionato in una zona epicentrica al centro storico e a Sottomarina, togliendo tutto il traffico pesante che finora continua a passare ancora a Sottomarina, causando anche pericolo per la circolazione. Tentiamo praticamente di recuperare una zona di pregio e riportarla alla cittadinanza. Questo è il primo passo, successivamente faremo anche l'altro. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 14 agosto, è la farmacia Fischetti a Sant'Anna in strada statale Romea e al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News e l'app Chioggia Azzurra. Ciao a tutti!